Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ancora puntuali col nostro TG, ma partiamo dai titoli. Dalle carte dell'operazione Passepartout compaiono centinaia di intercettazioni telefoniche dalle quali si evince il complesso sistema dei rapporti fra esponenti istituzionali, tecnici e imprenditori. Gratteri parla anche del museo di Alarico a Versato. Manca il vincolo associativo secondo il GIP di Catanzaro, che si è espresso sull'ordinanza dell'inchiesta Passepartout. Nuove nomine nelle ASP AO Calabresi, adesso i due commissari incontreranno Oliverio per trovare un'intesa sui nuovi vertici. 153 milioni che rischiano di essere pignorati dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria per pagare debiti sanitari. Cotticelli dice non può essere possibile. Il viceministro Fioramonti visita l'Unical, promette risorse per le università che operano in territori disagiati. Posto ai domiciliari, il direttore dell'ufficio postale di decollatura avrebbe intascato 132.000 euro, denaro dei correntisti. Assediato dai cinghiali da 10 anni, l'associazione La Svolta, che opera in San Donato di Ninea, ha avviato una raccolta di firme per uscire dal Parco del Pollino. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, la cronaca in apertura con l'inchiesta denominata Passepartout in primo piano. Le indagini vanno avanti, siamo solo agli inizi. Queste le parole del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri. Proprio ai nostri microfoni ha parlato non solo dell'inchiesta ma anche del museo di Alarico a Versato. Amministratori pubblici, esponenti politici, imprenditori, una vera e propria cupola capace a vario titolo di commettere delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti, traffico di influenze illecite, frode in pubbliche forniture, abuso in atti d'ufficio. Insomma, sono questi gli scenari che emergono dai faldoni dell'inchiesta denominata Passepartout, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che ha attenzionato la realizzazione di 5 grandi opere. L'ospedale di Cosenza, la metropolitana Cosenza Rende, il treno della Sila, opere importanti. C'è stato questa indagine risultato non solo di intercettazioni telefoniche ma anche di acquisizioni documentali. Abbiamo fatto delle consulenze per ricostruire tutte queste violazioni che vengono contestate nei capi di imputazione. È accaduto che per indurre il sindaco di Cosenza a firmare, ad accettare la costruzione della metropolitana Cosenza Rende, gli si va a dire che sostanzialmente il museo di Alarico non poteva essere costruito perché in quel momento il comune non aveva la disponibilità del suolo né l'opera era finanziabile. 20 in tutto gli indagati di un'inchiesta che potrebbe portare a nuovi nomi e nuovi particolari nelle prossime ore. E noi ovviamente continuiamo nell'indagine, ma soprattutto è servita a cristallizzare 5 gare, 5 opere pubbliche. Il procuratore capo di Catanzaro ipotizza una diffusa e stratificata gestione illegittima della cosa pubblica regionale, in cui le decisioni nella gestione degli appalti, come nelle nomine dirigenziali, venivano controllate da una ristretta cerchia alimentata da favoritismi e agevolazioni in evidente pregiudizio degli interessi pubblici. Le indagini di questi ultimi anni fatte da noi ci stanno dimostrando che c'è una collusione, un crescendo all'interno della pubblica amministrazione di corruttela e malaffare. Tornando proprio sull'inchiesta, sono 20, lo ricordiamo, le persone indagate alle quali è stato recapitato l'avviso di conclusione delle indagini. Nelle carte dell'inchiesta centinaia di intercettazioni dalle quali emerge il complesso sistema dei rapporti fra esponenti istituzionali, tecnici ed imprenditori.
L'operazione Passepartout della Procura di Catanzaro irrompe come un ciclone nell'agone politico calabrese. Lo scenario che viene fuori dall'inchiesta è assai inquietante. Le accuse, tutte ovviamente ad approvare e confermare, sono pesanti nei confronti di una parte rappresentativa della politica regionale. Gli inquirenti ipotizzano l'esistenza di una cupola tra politici, tecnici della regione e imprenditori. Ognuno avrebbe avuto il suo tornaconto: potere, soldi, posti chiave, l'aggiudicazione di appalti pubblici. Sullo sfondo i lavori della metro leggera di Cosenza e lo studio di fattibilità del nuovo ospedale della città dei Bruzzi, che sarebbero stati aggiudicati ad imprese amiche. Un'inchiesta che ha diversi segmenti che sarebbero stati, diciamo così, coordinati dal presidente Oliverio e dall'ex assessore regionale Nicola Adamo, le due figure apicali dell'associazione ipotizzata dalla Procura di Catanzaro, il primo nella veste di promotore, il secondo quale suggeritore e stratega. Nelle carte dell'inchiesta ci sono pagine e pagine di intercettazioni, conversazioni che disvelano uno spaccato ingarbugliato, come ad esempio i dialoghi tra Adamo e Oliverio in merito alle dimissioni dei consiglieri comunali di Cosenza nel 2016 per far cadere la giunta guidata da Occhiuto. C'è un SMS di Nicola Adamo: se riusciamo a far cadere Occhiuto, scriveva, dobbiamo farlo con chiarezza, non deve apparire come una congiura di palazzo. Per quella vicenda Adamo e Oliverio, insieme a Luigi Incarnato, attuale commissario liquidatore della Sorical, sono indagati per traffico di influenze, e in questa parte dell'inchiesta, lo ricordiamo, è indagato per corruzione anche Luca Morrone, all'epoca presidente del Consiglio Comunale, al quale Adamo e Oliverio avrebbero promesso la poltrona di vice sindaco o un posto in regione. Adamo, in una conversazione intercettata, spiega la situazione ad Oliverio. Va bene, avrebbe risposto il governatore, ma è meglio non parlarne al telefono. Ma gli inquirenti intercettano anche i dialoghi del presidente sulla trattativa per far firmare ad Occhiuto l'accordo di programma sulla metropolitana. Il dirigente alla regione, Luigi Zinno, racconta ad Oliverio l'esito dell'incontro. Mi ha fatto la lista della spesa, una serie di cose. Il sindaco Occhiuto, se in uno dei segmenti dell'inchiesta è parte lesa, in un altro è accusato di corruzione, proprio perché per sottoscrivere l'accordo di programma per la realizzazione della metro leggera avrebbe accettato la promessa fatta da Oliverio tramite il dirigente Luigi Zinno di ottenere i finanziamenti e la copertura amministrativa per realizzare il museo di Alarico. Ma nell'inchiesta Passepartout c'è tanto altro ancora, come ad esempio il rimborso da 40.000 euro a Nicola Adamo, erogato con una procedura che il dirigente del settore dell'avvocatura regionale, Eugenio Montilla, avrebbe accelerato, saltando l'obbligatoria e preliminare interrogazione degli uffici di Equitalia sulla situazione debitoria dell'ex consigliere regionale. Una gentilezza, chiamiamola così, che Adamo avrebbe ricambiato indirizzando l'amministrazione regionale sulla selezione di Montilla per una nomina dirigenziale. Accuse, come dicevamo, ancora tutte da provare per i 20 indagati. Il GIP nell'ordinanza parla di approccio tipicamente clientelare e personalistico della cosa pubblica, anche se non ha concesso le nuove misure cautelari chieste dalla Procura di Catanzaro per Oliverio e per altri componenti del cerchio magico, perché non sarebbe attuale il pericolo di reiterazione. Non una cupola, manca il vincolo associativo, secondo il GIP di Catanzaro, che si è espresso proprio sull'ordinanza dell'inchiesta denominata Passepartout. Manca la dimostrazione, sia pure a livello di gravità indiziaria, del fatto che gli indagati abbiano agito in forza di un vincolo di natura associativa e non di una prassi generalmente accettata, approfittando delle disponibilità di ciascuno a gestire in chiave opportunistica le dinamiche politiche, in alcuni casi finanche a commettere degli illeciti. Lo scrive il GIP di Catanzaro in relazione all'ipotesi di associazione a delinquere ipotizzata dalla Procura di Catanzaro nei confronti del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, dell'ex consigliere regionale Nicola Adamo e del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, e a vario titolo ad altri dei 20 indagati complessivi dell'inchiesta Passepartout. Il GIP esprime la sua valutazione nell'ordinanza con la quale ha sospeso dai pubblici incarichi altri 2 indagati, respingendo la richiesta per altri. Il reato associativo viene contestato fra gli altri a Oliverio e Adamo, ma non al sindaco di Cosenza Occhiuto, che è indagato solo per corruzione in relazione ad un singolo episodio relativo ad un presunto scambio con Oliverio per apporre la sua firma sull'atto propedeutico alla realizzazione della metro Cosenza Rende Unica in cambio del finanziamento per il museo di Alarico.
La considerazione del GIP deriva, scrive nel provvedimento, dal ridimensionamento che ha avuto l'impostazione accusatoria rispetto ai cosiddetti reati, fine atteso che anche quelli per i quali si è ritenuta raggiunta la soglia della gravità indiziaria appaiono circoscritti ad una singola operazione dagli indagati di volta in volta sovraintesa e non perché essi avrebbero condiviso un generico e indeterminato programma criminoso. L'ipotesi per la quale il GIP rileva la gravità indiziaria è l'episodio contestato ad Oliverio, Adamo e all'ex presidente del Consiglio Comunale di Cosenza Luca Morrone, relativo alle dimissioni dei consiglieri dell'Assemblea cosentina che portarono nel 2016 alla decadenza del sindaco Mario Chiuto. Cambiamo argomento, adesso parliamo di sanità perché ci sono nuove nomine nelle ASP e AO calabresi. Adesso i due commissari incontreranno il governatore Oliverio per trovare un'intesa sui nuovi vertici. Sono stati individuati i dirigenti chiamati a svolgere le funzioni provvisorie di reggenza delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi, in base alle disposizioni del decreto sulla sanità varato dal Consiglio dei Ministri che si è riunito a Reggio Calabria poco prima di Pasqua e diventato operativo lo scorso 30 aprile. Si tratta di Amalia Maria Carmela De Luca, che avrà il compito di guidare l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Sergio Diego all'ASP di Cosenza, Maria Pompea Bernardi per l'ASP di Crotone, Elisabetta Rosa Tripodi per l'azienda sanitaria provinciale di Vibo, Adelaide Marsico, reggente dell'azienda ospedaliera di Cosenza, Francesco Araniti per il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria e Giuseppe Giuliano all'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro. La struttura commissariale, come prevede il decreto che detta i tempi stringenti, concerterà la nomina dei nuovi direttori generali con la presidenza della regione. Il commissario Saverio Cotticelli e il subcommissario Thomas Schell hanno reso noto di aver chiesto un incontro al presidente della regione Mario Oliverio per trovare un'intesa. E ancora per la sanità ci sono 150 milioni che rischiano di essere pignorati da un istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria per pagare i debiti sanitari. Cotticelli però dice non può essere una cosa possibile. La BNL Paribas, che gestisce il servizio di tesoreria di diverse aziende del servizio sanitario regionale, ha comunicato un possibile pignoramento che potrebbe a questo punto vanificare un'anticipazione di liquidità di 153 milioni richiesta dall'ufficio del commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria e dal Dipartimento Tutela della Salute alla Cassa Depositi e Prestiti destinata a pagare i fornitori delle aziende sanitarie ed ospedaliere ed alleviare le sofferenze di un settore nevralgico per l'ente. Sono ore concitate al terzo piano della cittadella regionale a Catanzaro, sede della struttura affidata da qualche mese al commissario Saverio Cotticelli e al sub Thomas Schell, dinanzi alla possibilità che la somma, ottenuta grazie agli sforzi congiunti, possa bypassare la destinazione originaria per essere bloccata dall'istituto bancario. Oltre al danno dunque la beffa, perché le somme straordinariamente concesse alla nostra regione per pagare debiti della sanità verrebbero bloccate dalle tesorerie BNL a causa degli innumerevoli pignoramenti mossi nei confronti delle aziende sanitarie. Sulla vicenda interviene Cotticelli, che dice non è possibile e non deve essere possibile aggredire somme faticosamente ottenute. Sono già intervenuto sulla questione del pagamento degli interessi passivi di mora e di spese legali, prosegue il generale, riguardo a contenziosi che sul bilancio sanitario sono arrivati ad incidere circa 100 milioni nel 2017 e 60 nel 2018. Una nuova tegola dunque sulla sanità regionale, tanto disastrata. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore e se a pagare lo scotto più alto ancora una volta saranno chiamati i cittadini calabresi. E ancora la sanità, l'Aula della Camera ha bocciato le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate da Partito Democratico e Forza Italia sul decreto Sanità Calabria. Niente da fare per i deputati del PD, di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Liberi e Uguali che avevano avanzato questioni pregiudiziali di costituzionalità per il decreto speciale per la sanità calabrese. La Camera le ha bocciate. Lega e 5 Stelle hanno avuto la meglio con uno scarto di 68 voti a favore della compagine giallo-verde. A sostenere le ragioni degli oppositori, la deputata dei Fratelli d'Italia Wanda Ferro, che nel corso del suo intervento ha puntato l'attenzione sull'istituto del commissariamento che dura da anni in Calabria e che ha prodotto effetti estorsivi a danno dei
cittadini calabresi. La Ferro ha ricordato alla ministra Grillo che la Calabria non ha bisogno di salvatori della patria e che i nuovi commissari provenienti da altri contesti nazionali e profumatamente pagati non potranno fare molto. L'esponente del partito della Meloni ha inoltre evidenziato come la scelta di attingere i nuovi manager da altre regioni rappresenti un'offesa per una terra che ha esportato le migliori professionalità in tutte le strutture sanitarie del paese. La Ferro si è poi riservata di entrare meglio e in maniera più dettagliata sul contenuto del decreto quando ci sarà discussione per la conversione in legge. Nell'operazione Passepartout torniamo un piccolo passo indietro perché sono le dichiarazioni di uno degli indagati, Luca Morrone, consigliere comunale di Cosenza, che dice sinceramente sono ancora scosso per quanto sia assurdo ciò che è stato ipotizzato. Chi mi conosce sa bene quanto mi sia costata quella sfiducia sia sul piano umano che politico. Torna sulla vicenda che riguarda la sfiducia al sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. Ho sofferto tanto nel respingere convintamente tutte le accuse ipotizzate. Sono certo che presto si farà chiarezza su tutto. Il mio impegno politico andrà avanti, improntato sempre sulla massima rettitudine ed onestà nel rispetto dei tanti amici che in questi anni mi hanno sostenuto e dato fiducia. Chiudiamo davvero questa pagina, parliamo adesso dell'Unical perché bisogna cambiare i criteri di distribuzione delle risorse alle università, lo ha detto proprio all'Unical il vice ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonti, che annuncia l'intenzione di destinare 1 miliardo di euro in più agli atenei. Una cosa importantissima è riequilibrare il modo in cui le risorse sono state investite negli ultimi anni. Le parole pronunciate dal vice ministro all'istruzione Lorenzo Fioramonti avranno rincuorato il rettore dell'Unical Gino Crisci, che da anni lamentano disparità di trattamento tra gli atenei italiani, a discapito di università come quella di Arcavacata, che riceve risorse sulla base di criteri anacronistici e iniqui. Un paradosso, cioè che alcune università che fanno molto bene il loro lavoro hanno attratto gran parte dei finanziamenti e altre università che per ragioni loro specifiche, ma anche per ragioni territoriali, non si sono trovate nelle condizioni di poterlo fare, sono rimaste molto indietro, quindi abbiamo punito chi in realtà si spendeva nei territori più difficili. Dobbiamo invertire questo, garantendo più risorse a tutti, ma garantendo più risorse soprattutto a chi è nelle zone più difficili del paese. Fioramonti ha annunciato l'intenzione di aumentare gli investimenti per l'università. Io ho proposto 1 miliardo di euro in aggiunta al finanziamento per l'università. Perché? Perché dal 2008 in poi l'università e la ricerca sono stati il settore della pubblica amministrazione che ha sofferto di più dei tagli. Nessun altro paese nell'OCSE, nessun altro paese in Europa ha vissuto, fatto salvo il caso della Grecia, ha vissuto una serie di tagli prolungati verso un settore così produttivo e strategico come l'Italia. La tappa nel campus calabrese ha aperto il tour del vice ministro, che ha visitato la struttura e ha apprezzato le attività a supporto della creazione di impresa e l'interazione con il territorio. I 330 progetti finanziati per 81 milioni di euro e i 100 brevetti depositati sono i numeri che, insieme alle 30 start-up incubate con 6 milioni di investimento e 2 di fatturato, rappresentano alcuni dei punti di forza dei tanti dell'Ateneo. Sono rimasto subito colpito dalla filosofia di questa università, l'idea di un campus autosufficiente, un campus che ha sposato l'idea della sostenibilità anche ambientale e energetica, un campus che mette a disposizione una serie di attività per il territorio, che dialoga molto con il territorio, soprattutto in una provincia, in una regione difficile del nostro paese. Quindi il messaggio che mando è incoraggiare l'università a spendersi molto per il benessere e lo sviluppo socio-economico del territorio. Parliamo adesso di cronaca perché avrebbe sottratto 130.000 euro a ignari clienti. È stato arrestato il direttore dell'ufficio postale di decollatura nel Catanzarese. L'uomo è stato posto ai domiciliari. Era riuscita a conquistare la fiducia dei suoi clienti al punto da poter disporre varie operazioni sui loro conti correnti e prodotti di investimento, e così il direttore dell'ufficio postale di decollatura nel Catanzarese sarebbe riuscito ad intascare 132.000 euro, soldi di ignari correntisti. Nei guai adesso è finito Riccardo Cristiano, 41 anni, di Cleto nel Cosentino, che dovrà rispondere di truffa e peculato. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia
polizia di Lamezia Terme. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP su richiesta della Procura Lametina al termine di complesse indagini che hanno consentito di accertare il meccanismo attraverso il quale il direttore dell'ufficio postale avrebbe effettuato disinvestimenti creando successivamente una carta prepagata postpay. Sul conto di una delle ignare vittime del raggiro sarebbero state illecitamente canalizzate e poi prelevate dallo stesso direttore somme per un importo di 49.000 euro. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il direttore dell'ufficio postale di Decollatura avrebbe riscattato polizze di investimento di ingente valore, effettuando poi diversi prelievi di denaro con importi anomali completamente disconosciuti alla vittima, un'anziana donna, per un importo pari a 83.000 euro. Nel corso delle indagini gli inquirenti hanno analizzato documenti, rapporti finanziari intestati alle vittime, riuscendo così a ricostruire il patrimonio accumulato negli anni dal direttore della filiale delle Poste. Gli elementi a carico del 41enne, nei confronti del quale è scattato anche un provvedimento di sequestro, sono stati raccolti con accertamenti economico-patrimoniali e intercettazioni telefoniche. E il Consiglio dei Ministri, su proposta proprio del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, tenuto conto che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che espongono proprio il Consiglio Comunale di Stilo in provincia di Reggio Calabria a compromissioni del buon andamento dell'attività amministrativa, proprio a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Ne ha deliberato quindi lo scioglimento per un periodo di 18 mesi, affidandone la gestione a una commissione straordinaria, proprio lo si legge in un comunicato del Consiglio dei Ministri. A Vibo adesso, dove il procuratore aggiunto della DDA di Catanzaro Vincenzo Capomolla fa il punto sulle numerose inchieste contro la criminalità, cresce, ha detto, la fiducia dei cittadini. L'attività della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che sta assestando a ritmi sostenuti una serie di colpi importanti che hanno preso di mira i vertici delle organizzazioni criminali, ha certamente rafforzato quel rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadino, elemento fondamentale per un deciso cambio di rotta alla lotta all''ndrangheta e al malaffare. Lo conferma il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla, il quale ricorda l'importanza dell'opera di conoscenza del territorio al quale la DDA lavora con particolare attenzione. Sono delle realtà complesse, le conosciamo. Naturalmente bisogna intervenire sia in termini di repressione, quindi con l'apparato necessario per poter contrastare le forme di criminalità anche virulenta che si manifestano sul territorio, ma occorre anche alimentare, quella cultura della legalità, perché non ci siano le condizioni in cui le distorsioni sociali, le distorsioni criminali essere in qualche modo realizzate, di modo che possano essere contrastati in modo diffuso all'interno della comunità stessa, ostinatamente ponendo in essere dei comportamenti giusti rispetto a queste aggressioni così violente. Il suo lavoro, i successi che soprattutto la DDA sta ottenendo, sta avvicinando la gente, che rafforza la fiducia nelle istituzioni. Io credo che le azioni servano intanto per realizzare l'effettivo contrasto alla criminalità, ad ogni forma di criminalità, e nello stesso tempo alimentano la fiducia nelle istituzioni, nel senso che le istituzioni possono avere e hanno quella capacità di contrastare forme di illegalità che sembravano in passato destinate all'impunità. E quindi credo che sia importante anche e soprattutto attraverso le azioni concrete alimentare questo senso di fiducia nelle istituzioni. Minacciati dai cinghiali da più di 10 anni, ma il problema resta irrisolto. A San Donato di Ninea l'associazione La Svolta ha avviato una raccolta di firme per indire un referendum al fine di uscire proprio dal parco del Pollino. I cinghiali minacciano San Donato di Ninea nel Cosentino, problema denunciato più volte ma risolto in 10 anni. Oggi l'associazione La Svolta lancia una proposta provocatoria, quella cioè di indire un referendum per l'uscita dal parco del Pollino, che non tutelerebbe il territorio e gli agricoltori. C'è un problema enorme che riguarda gli agricoltori. Noi abbiamo provato in tutti questi anni a chiedere
è che i risarcimenti fossero fatti in un determinato modo, ma soprattutto che venissero tolti i cinghiali in zone dove non devono stare, perché è vero fare il ripopolamento di una specie, però va fatto dove sono, dove è l'habitat naturale. Ormai i cinghiali sono arrivati al mare, sono dappertutto, sono sotto le case della gente, sono diventati un pericolo, e tutte queste questioni vengono tentate di essere risolte soltanto con o la cattura o l'abbattimento con i selettori o qualcos'altro, ma la proliferazione è continua, per cui ormai a nome anche molti agricoltori esasperati da questa situazione che non riescono più a gestirla, noi chiediamo che il comune di San Donato di Ninea, che dà 6.000 ettari di territorio al parco, compreso la zona dell'Abate Marco che serve tutto il territorio anche del Cosentino, noi chiediamo al comune che venga indetto questo referendum, stiamo raccogliendo le firme per uscire dal parco. È una proposta forte e anche provocatoria, come lei ha detto, ma credo che sia uno dei modi, uno dei pochi modi civili per far nascere una protesta che possa servire a risolvere in qualche modo il problema. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Come anticipato nella puntata precedente, l'arrivo di un promontorio anticiclonico ha favorito un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche e un graduale rialzo delle temperature, che torneranno in linea con le medie stagionali nel corso della giornata di giovedì. Domani cielo sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità sulle aree montuose a causa dello sviluppo di nubi cumuliformi, con possibili piogge sull'altopiano silano. Temperature in ulteriore rialzo che ritorneranno in linea con le medie del periodo. Domani mosso il Mar Tirreno e molto mosso il Mar Ionio, con venti moderati dai quadranti meridionali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando al nostro sito www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.